I cittadini di Raffadali sono scesi in piazza lo scorso sabato 13 gennaio per protestare davanti al comune e dire no ai contatori, almeno fino a quando misureranno anche l'aria, sia alla rescissione con il gestore. La protesta è stata organizzata dal Comitato Cittadino per l'Acqua Pubblica. Su tale argomento abbiamo sentito il primo cittadino di Raffadali, Silvio Cuffaro. La messa dei contatori è una battaglia che io da anni porto avanti. Se Raffadale è uno degli ultimi comuni in cui ancora non ci sono montati i contatori, è dovuto al fatto che io è da 2 anni e mezzo che da solo, senza avere dalla mia parte né i cittadini e neanche il pseudo consigliere comunale o pseudo politici del passato che mi hanno aiutato in questa battaglia. Oggi siamo arrivati al punto in cui il dirigente acqua è divenuto alle nostre richieste, ogni utenza avrà uno sfiatatoio, quindi non abbiamo più la scusa dell'aria o se sia meno la verità dell'aria nelle tubazioni. Oggi i cittadini è messo nelle condizioni di pagare l'acqua che verrà erogata loro. Che poi ci sono una serie di battaglie che noi stiamo portando avanti in maniera molto seria, che è quella della risoluzione contrattuale. I cittadini non lo sapevano, ma è già da un anno che la procedura è avviata con la scelta dell'avvocato, con le delibere dell'ATI, e quindi stiamo andando avanti in tal senso. La terza richiesta ai cittadini era l'acqua pubblica. Questo purtroppo non dipende da noi, dipende da una volontà politica nazionale che devono legiferare in tal senso. Noi siamo stati i primi come Comune Raffadale a fare la delibera di risoluzione con dirigenti acque quando la legge regionale ce lo permetteva, e devo dire abbiamo fatto una delibera che poi è stata presa come punto di riferimento da altri comuni, non solo dell'Agrigentino ma anche di fuori provincia. Diciamo che noi quando c'è da fare le battaglie non aspettiamo che siano i cittadini a spingerci, ma le facciamo autonomamente perché teniamo e ci teniamo fortemente a fare il nostro dovere. Io ho segnalato neanche 20 giorni fa che c'era una crisi idrica potentissima perché gli invasi erano vuoti, e 15 giorni dopo che io ho fatto le dovute lettere a prendere la regione a tutto, finalmente sono svegliati e stanno prendendo i provvedimenti. Quando uno fa politica nel territorio deve prevenire, studiare, vedere quali sono i problemi. Io dico non per modestia, ma posso dire francamente che sono uno che è molto attento a questi problemi.